Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi non siamo su Clash, non siamo qua con la Road to Legenda, ma siamo sul mio iPad. Allora ragazzi, sblocchiamo, vabbè il codice ve lo faccio vedere, chi se ne... Allora, no, questo è Instagram. Allora ragazzi, oggi siamo su Clash Royale. Questo è un nuovo gioco sviluppato dalla Supercell, mi sembra che sia il quarto dopo High Day e Boom Beach Clash of Clans. Allora, questo gioco è basato sulle truppe di Clash of Clans. Purtroppo attualmente è disponibile solamente in Canada, insomma. Perciò se volete giocarci solamente su dispositivi iOS attualmente dovete crearvi un account canadese. Invece su Android gli APK che trovate online sono tutti fake ragazzi, perciò state attenti. Allora, io l'ho già provato un pochino e devo dire che sinceramente non è male e non mi dispiace come gioco. Allora, penso di non aver ancora finito il tutorial e non mi ci trovo ancora tantissimo. Questo è un clan, le battaglie, le carte, queste sarebbero le vostre truppe, le vostre carte. Ecco, per darvi un'idea di questo gioco, ragazzi, non so se avete giocato a Hearthstone, ecco, sembra un gioco per mobile, ma penso che c'è anche per computer. Allora, è quasi identico a Hearthstone e devo dire che quest'estate, quando ho scaricato per la prima volta Hearthstone, mi ci sono veramente appassionato, ho sprecato veramente ore su ore, però dopo un certo punto lo si dimentica e non si va più avanti. Non so perché, e quando ho tempo, tipo quei 10 minuti, quando devo aspettare la corriera o quando sono in corriera, apro Hearthstone, ma veramente di rado. Perciò questo gioco, per carità, è bello e ha soprattutto uno sprint in più grazie a Clash of Clans, ma purtroppo secondo me sarà quel tipo di gioco che ci giocherai proprio quando non c'è proprio un sbatti di niente. E invece Clash è un po' diverso. Clash ti prende una droga e quando sei dentro quel meccanismo è difficile che esci. Invece su questo gioco, che vi faccio vedere anche il gameplay, non so, è bello ma non attizza. Non attizza come Clash of Clans. Allora vi faccio vedere un po' com'è il gameplay. Naturalmente sembra un gioco online. Allora questa che vediamo qua è il nostro campo di battaglia, insomma. Qua dobbiamo mettere le nostre truppe e le nostre truppe andranno dal nemico a combattere. È come se fosse Clash of Clans un pochino più stile Hearthstone. Praticamente qua abbiamo le truppe che vanno avanti, invece su Hearthstone abbiamo proprio le carte e devi puntare sul nemico. Sinceramente è bello, non mi ci trovo ancora moltissimo perché è un gioco ancora nuovo per me. E dopo abbiamo questi maledetti goblin che escono da non so dove. E qua abbiamo anche un time in basso dove ci dice quanto possiamo entrare, cioè quando possiamo mettere le truppe. E anche in questo gioco è basato su stelle, ma qua siamo basati su, non so come si... corone, insomma. Dobbiamo distruggere i castelli del clan avversario e non dobbiamo farci benedire i nostri di castelli. Mettiamo all'Akbar qua, facciamo esplodere questi scheletrini odiosi. Ecco ragazzi, guardate queste truppe che devono aspettare, sono un po' fastidiose. Mettiamo l'arciere. Oh no, sti goblin. Madonna, metti... No, 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 mi ha tolto vita al mio castello, brutto maledetto. Sinceramente non è brutto, non so neanche se ho finito il tutorial in realtà. Ta 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 ta. Però dopo un po' diventa noioso e si ritorna a Clash of Clans. Comunque come voto a questo gioco io gli do un 6 al 7, 6 e mezzo. Clash, caspita ragazzi, alla fine rimane Clash sinceramente. Questa coppia, anche se è fatta dallo stesso produttore, è una coppia, non dico proprio una coppia, però un prodotto che è troppo basato su Clash. Se fosse stato un prodotto totalmente diverso, non basato su Clash, con una vita autonoma, secondo me avrebbe potuto durare di più nel mercato. Ok. Beh, intanto sti goblin mi hanno distrutto il mio cavaliere, non so neanche come si chiama, se qua. Ok, ecco, le partite sono... C'è anche un time per le partite, dura all'incirca 3 minuti, non so, sinceramente non lo so, non ho ancora guardato. Fatto sta che ora me ne mancano 30 e se in 30 secondi non distruggo il suo ultimo castello, non faccio la terza stella. Oh mio Dio, i suoi arcieri!
anche i goblin maledetti. No, 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 non può prendermi il... No, 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 bitches, please. Non puoi prendermi un castello. No, 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 t'attacchi, oh. Col cavolo che mi prendi... No, 15, 14... Ok, presa la terza corona. Bah, non so, questo... Il gioco si basa su queste partitine qua e in gameplay di altri youtuber ho visto che c'erano molti più difficili. Attualmente io non ho ancora, diciamo, sbloccato tutto. Ok, ecco, dopo abbiamo queste casse. Tipo, ok, ho preso 17 di oro. Ho preso un livello in più di questo cavaliere. Oh, abbiamo anche la Beaches ora. Mitico. E vabbè. Sinceramente, ditemi sotto nei commenti di cosa ne pensate di questo gioco. Se volete che io continui a giocarci. Perché a me non dispiace. Ma se volete che porti altri video di questo gioco, devo giocarci naturalmente. Perciò ditemi la vostra sotto nei commenti. E come al solito lasciatemi un like e un commento. E se volete ancora questo gioco, ditemelo nei commenti. Like e commento. Noi ci vediamo al prossimo video.